La base ha scelto, ora toccherà al Congresso, domenica 15 dicembre a Torino, eleggere formalmente il successore di Roberto Maroni alla guida della Lega Nord, ma intanto anche i militanti veneti hanno detto la loro. Una giornata di democrazia, perché i militanti finalmente possono partecipare all'elezione del segretario federale della Lega. Penso sia una cosa molto buona. Pure gli 8 seggi allestiti nelle 7 province si sono aperti alle 9 e si sono chiusi alle 17, quando è cominciato lo spoglio delle schede su cui campeggiavano i nomi dei 2 sfidanti alla segreteria federale, il segretario nazionale della Lega Lombarda Matteo Salvini e il presidente federale Umberto Bossi. Poco più di 5.000 gli aventi diritto in Veneto, iscritti al movimento con tessera di socio ordinario militante da almeno un anno. Il dato più importante che ne emerge è che il militante ha colto perfettamente il senso di questa tornata elettorale all'interno del partito, ossia una ventata di democrazia che mancava da tempo. Ma anche adesso che dalle urne è uscito il vincitore in pectore, fra i leghisti resta la sensazione di un partito diviso. Cioè la Lega praticamente è proprio divisa in due. Se non si unisce non si andrà in nessuna parte, cioè numericamente, e con pochi voti non si fa niente. Una Lega che venga fuori rinnovata, diciamo, che possa ritrovare la strada con un messaggio chiaro e unico e soprattutto un'unione fra le varie anime della Lega che in questo periodo sembrano un po' divise. È facilissimo scegliere, perché bisogna rinnovare il partito, perché il partito se resta vecchio muore. E al nuovo leader i militanti chiedono subito una svolta. Deve continuare a lavorare sul territorio. La mia speranza è quella che la Lega torni a essere la Lega. Da subito deve fare dei congressi per unire e andare contro a tutte queste tasse che paghiamo, che non ce la facciamo più.